posto? Siamo puliti. Bene. Ninchina la regina, per favore, scusate, dove siamo? Qua che maniere. Grazie, molto gentile. Chi vuole il microfono? Salve, siamo in Oceania, noi siamo i rappresentanti dell'Oceania e voi come sapete bene in Oceania ci sono molti canguri, grazie, qualcuno più intelligente, no? Approfondiremo. Quindi per vivere l'esperienza delle Olimpiadi in Oceania i nostri rappresentanti di Cuson, eroi della prima ora, faranno un gioco. Prego signori, ci dividiamo in 3 squadre perché non sanno il gioco, quindi adesso dobbiamo spiegarglielo, giusto per... Ci dividiamo in 3 squadre, venite tutti qui. Una bellissima squadra è fatta da voi 2, bravissimi. Un'altra squadra, vieni Giulio qui, grazie. Dietro a tutti i rappresentanti dovete correre verso quella direzione, quindi dobbiamo girarci da questa parte. Bravi. 3 coppie, dietro. Signori, mi servono 3 squadre, una squadra qui, una squadra qui, una squadra qui, che dobbiamo inventarci in questo momento perché... Grazie Elena. Adesso poi la mia collega gentilmente leggerà le domande. Uno, 2, grazie. Ok, le prime 3 coppie corrono verso di me. Appena Elena finisce di leggere la domanda, voi dovete correre verso di me. Chi mi tocca per primo ha diritto di risposta. Appena Elena finisce di leggere le 3 opzioni. Le 3 opzioni, scusate. Dunque, come è andata la partita contro Caterham? Opzione A, abbiamo perso ma con onore. Opzione B, siamo stati sconfitti. Opzione C, diciamo che non abbiamo vinto. Via! Allora, direi la coppia Caterina, sì. Caterina, prego. Abbiamo vinto, cioè abbiamo perso. Abbiamo perso ma con onore. Ma con onore, certamente. Perfetto, tornate pure ai vostri posti. Ah, scusate, siamo l'Oceania perché questa è la corsa dei canguri, giusto per Pareva logico, no? Avanti con la seconda domanda. Che canzone avete cantato al Get Together? Ricordate? Anna dai capelli rossi, certo. Thank you oppure We Will Rock You? Via! Francesca. Thank you. Thank you, Perfetto, tornate pure indietro. Terza domanda. In questa foto Federico A. Scalda la panca per gli altri. B. Protesta in maniera non violenta, perché noi siamo contro la violenza, contro il ritorno in Italia. C. Campa sopra la panca. Carlo, direi Carlo. La B. B. Protesta in maniera non violenta, giustamente, contro il ritorno in Italia. Non voleva tornare perché ha scritto mamma, non può. Domanda numero 4. Ci siete? Ci siete. Cosa facevate in questa foto? Occhio perché A. Cercavate monetine. B. Sperimentavate la famosa pesca a piedi nudi. C. Vi bagnavate i piedi nella fontana in memoria di Diana. Chi è? Francesca. La C? La C, certo, la C. Bene, niente, sto parlando. Ultima domanda. Questo meraviglioso disegno rappresenta A. I vostri 5 amati leader. B. 5 vostri amati leader. C. Leader 5 amati vostri. Giulio. La C. La C.
TGS, non mancate perché ci saranno alla festa dell'amicizia del TGS, non mancate perché ci saranno i One Direction.